sentiamola a questo punto la politica. C'è anche qui un botta e risposta tra i diversi schieramenti. Intanto il governatore del Veneto Zaia oggi ha scritto al Premier Enrico Letta per chiedergli di poterlo incontrare e spiegargli la reale entità dei danni arrecati dal maltempo. Un'iniziativa però che è stata criticata dal Partito Democratico regionale. Botta e risposta dunque tra il governatore Zaia e il consigliere regionale del PD, il veronese Franco Bonfante. Li ascoltiamo. Sì, una lettera al Presidente del Consiglio per sottolineare quello che è l'emergenza del Veneto, un'emergenza che è stata dimenticata e che oggi vedo fortunatamente ripresa a livello nazionale. Ma un'emergenza e le colpe sono sempre degli altri, la Regione non ha responsabilità nei ritardi che ci possono essere stati? Ma guardi, noi non siamo i padroni del rubinetto, quindi l'acqua arriva e noi cerchiamo di fare in modo che le opere siano fatte. Abbiamo realizzato 925 opere in 2 anni e mezzo, direi che abbiamo fatto i salti mortali. Prova ne sia che è piovuto più del 2010 e non abbiamo avuto i danni del 2010. Cosa chiedete adesso? Chiediamo che i nostri veneti, dalla montagna con la neve a tutti gli altri veneti che hanno avuto i problemi dell'alluvione, siano ristorati dei danni che hanno avuto. Abbiamo avuto un sacco di danni peraltro nelle opere pubbliche, le strade, la viabilità, le frane, gli smottamenti che saranno veramente milioni di euro da recuperare. Diciamo a Zaia di smettere di continuare a dare la colpa agli altri, insomma rimbocchiamoci tutti assieme le maniche, c'è un bilancio che dobbiamo ancora approvare nel 2014, diamo priorità alla sistemazione dei nostri argini, alla prevenzione in questa materia, smettiamo di dare sempre la colpa una volta al governo, una volta. Lui è stato ministro, lui è stato vicepresidente della precedente legislatura, lui è presidente da 4 anni e insomma ognuno faccia la sua parte. E la morsa del maltempo non si attenuerà, anzi per la prossima settimana le previsioni sono tutte